Buongiorno, oggi è lunedì 14 dicembre. Io ho pulito la sabbia ai gatti, ho pulito la sabbia che c'era in giro, ho dato da mangiare ai gatti. Peppe mi guarda perché vuole uscire, ma fuori c'è freddo e quindi non lo faccio uscire, anche perché ho tenuto le finestre aperte prima. Stanno crescendo, guardate che schifo che fanno sti capelli. Vabbè. Ecco, così andiamo molto più comodi. Ho messo l'asta, vabbè non si vede. Comunque ho l'asta. Ho messo questa tuta barra pigiama, quella con il pinguino dell'Avon. E volevo dirvi anche che praticamente io Avon non ho più fatto niente. Aspettando una persona, quindi sono qua di fuori al sole, sole e ombra, dipende. Non è ancora arrivata e quindi io aspetto e c'è un bel sole, tutto sereno oggi. E non ho più registrato prima perché mi è preso il nervoso, stranamente. Comunque sono le 10 e qualcosa, quindi sì, passata qualche oretta. Sono tornata a casa e sì, se vedete cose stese è perché anche di qua sulla vetrina, perché si asciuga la roba, perché in alto c'è più caldo e quindi per non mettere lo stendino in mezzo casa faccio così. E sono appena tornata dalla passeggiata, sono stata a fare la passeggiata, vi ho fatto vedere, no, ve l'ho anche detto, vero? Ok, il mio cervello è andato in tilt. Mezzogiorno e 5, adesso devo vedere cosa fare da mangiare perché è già tardi, e il piccolino l'ho dovuto pulire perché fa ancora diarrea e gli ho fatto fare 2 punture addirittura per i vermi e fa ancora diarrea e quindi adesso non so, aspetto un po' e poi lo dovrò riportare perché non posso continuare ad andare a pulirlo e a pulire in giro perché così non va bene. E sono leggermente truccata, ma giusto poco, giusto per essere un po' più presentabile. E niente, adesso accendo la TV, metto Rai 1, devo stendere anche. Pomeriggio devo lavorare a computer perché devo fare l'estrazione dei giveaway e quindi devo mettermi a lavorare a computer e non sopporto chi mi chiede chi ha vinto. Abbi pazienza che faccio i miei lavori, cioè io non ho solo YouTube, no? Ho anche una vita, no? Se io voglio prendermi delle pause, le prendo. Mi ha sbattuto la porta perché io faccio una corrente d'aria incredibile in sta casa, nonostante sia inverno io tengo tutto aperto. Non capisco quelli che non tengono aperto anche se è inverno, cioè bisogna far passare aria nella casa. Devo ancora iniziare il lavoro a computer perché ho pulito casa, ho passato l'aspirapolvere ovunque e sono le 2 meno 20 alle 3, ecco, diciamo meno 20 alle 3. Buongiorno, oggi è martedì, avete visto già il pelmo che è sempre uguale alla fine. Peppe è tornato al bagno, scusate. Eccomi qua. Ho dato da mangiare ai gatti, ho aperto le finestre in camera e quindi adesso andrò a chiudere perché è abbastanza freddo. Il mio termometro segna meno 2 gradi, ma in realtà secondo me fa più freddo perché è un po' riparato. Eccomi qua, sono pronta per andare via, vado via con mia mamma. Non ho neanche pettinato i capelli, non ho neanche asciugati, si sono asciugati da soli.
E niente, vado all'Eurospin. Mi sono ghiacciata i piedi a star di fuori che ho steso. Oddio, sto congelando. Ho i piedi perché ho le calze. Vi faccio vedere anche come sono vestita. Ecco qua, allora ho le calze nere, quelle grosse perché c'è freddo di fuori. Poi ho le braghette, queste qui corte estive, queste. E questa maglietta dolce vita, diciamo, perché vedete che arriva fino qua su. E questa qui l'avevo presa dai cinesi, non so se 2 anni fa, o insomma circa, ed è così, con tutti questi strass. Tanto non si vedrà perché sopra metto la giacca, quindi. E niente, io sono truccata come sempre, sapete che non so fare altro e quindi faccio così. Come scarpe metto su questi stivali qua, che hanno la fibbia fatta così e hanno il pelo, infatti tengono caldissimo, e quindi metto su questi, che sono tutti sporchi. Eccomi qua, abbiamo fatto la spesa. Ci sono. Sì, abbiamo fatto la spesa, abbiamo fatto le 11:49, quindi ho messo su gli orecchini, quelli che mi erano arrivati, quelli dei cinesi. Guardate che carino che è l'effetto, veramente bello bello. Ho messo anche la farfallina dietro per sicurezza. Però ho male a un orecchio. Comunque sono a Vodo. Sono a Vodo che mi ha mandata in posta. Io ho portato il pacchettino a casa perché sono venuta in posta anch'io prima di andare all'Eurospin. Solo che era pieno e quindi non avevo tempo per fermarmi. Però se sapevo che anche mia mamma doveva andare in posta, mi tenevo il pacchettino con me invece che portarlo a casa e lo spedivo oggi. Allenamento finito anche per oggi. Mamma mia, ma io all'inizio non ero così stanca a fare gli allenamenti, adesso invece ogni volta che li faccio pesano sempre di più. Sono sempre più faticosi per me. Non so perché, è una cosa strana. Sto dando da mangiare a panna, perché è una vita che mi chiede da mangiare, ha già mangiato. E allora mi tocca dargli, se no mi tira matta fino a questa sera. Quindi ecco fatto, la merendina a panna fatta. Buongiorno, oggi il tempo è grigio, è un grigio azzurro adesso, è un colore strano, comunque è nuvoloso e ieri non ho più registrato, ma non so perché. Perché mi sono allenata, poi sono andata su dai miei e sono stata lassù fino alle 6 e quindi non ho più fatto niente. Allora, vado in posta che sapete che devo spedire i pacchetti, 2 pacchetti dei 2 giveaway. Mi è successa una cosa brutta ieri, nel senso che aspettate che guardo se c'è macchina, ok, ecco ce n'è una di qua. Praticamente mi è successo che una ragazza si è spacciata per la vincitrice del giveaway. Io vi metto anche il nome scritto qua sotto di chi è, e la sua mail anche ve la metto scritta, perché così da sapere chi è, e se dovesse farlo con altri giveaway, insomma io l'ho detto, ecco. Ho deciso di rendere pubblica la persona perché non trovo giusto che succedano queste cose e appropriarsi delle cose altrui, nel senso, lei voleva appropriarsi del premio di un'altra persona. Se io andavo a spedire ieri, la vera vincitrice non aveva il premio e mi sarebbe dispiaciuto parecchio, perché non avrei potuto mandarle di nuovo le stesse cose. E sì, mi è successo appunto che mi ha contattato questa ragazza e mi ha detto: sono Giovi 1407, se non si fosse capito, quella che ha vinto, insomma, eccetera eccetera. E allora mi ha dato i suoi dati, io ho preparato il pacchetto e tutto, quindi ho sprecato addirittura una busta
vabbè, sono 30 centesimi di busta, però a me scoccia, ecco, mi ha dato molto fastidio questa cosa. E ieri sera, che ero dai miei, mi ha contattata la vincitrice Vera, e ho capito che era quella Vera perché io le avevo mandato un messaggio via YouTube e le avevo scritto: ciao, volevo avvisarti che sei la vincitrice del giveaway, eccetera eccetera. E quindi ieri sera lei mi ha risposto proprio a quel messaggio, e quindi ho capito che l'altra era una truffatrice. Ecco, sono cose spiacevoli che non dovrebbero succedere. Purtroppo di questi tempi succede di tutto, e questo è uno di quegli eventi spiacevoli che ti fanno pensare: boh, non faccio più niente. Eccomi qua, sono le 12:30 qualcosa perché non è giusto quell'orologio lì, secondo me. Vabbè, 12:35. Ho appena acceso il fuoco, che devo andare a spostare la legna perché l'ho messa troppo attaccata e quindi non passa aria e fa fatica a ardere. C'ho il forno acceso perché c'ho la pizza lì che vi ho fatto vedere. È per mio moroso, ma deve ancora arrivare, quindi sto aspettando. Oddio, panna che piange. Adesso ho messo a posto la pappa dei gatti, questa qui, lo scatolone gigante da 44 buste. E sono stata su dei miei fino prima perché ho fatto una roba con mia mamma, quindi è andato via un po' di tempo. E cosa volevo dire? Tornerò attiva con Avon, magari prendo poche cose perché non posso, però insomma, giusto da non spendere tantissimo come prima. Ho portato legna anche, ho fatto 3 giri. Pomeriggio ho da fare e quindi non credo di essere attiva con il vlog. Magari se faccio qualcosa di interessante vi faccio vedere. Io vi lascio e in caso ci sentiamo più tardi. Buongiorno, oggi è giovedì 17 dicembre e inizia una nuova giornata di vlog. Oggi devo andare di nuovo in posta che palle, e sono stata a pagare le varie tasse. No, ho pagato solo l'acqua e l'IVA di mio moroso perché ha chiuso la partita IVA e quindi ha un casino di tasse da pagare, ancora del 2013. Ho passato via un vecchietto perché pensavo proprio andasse in posta, in effetti dopo ce l'avevo dietro di me e io ho fatto tutta una corsa, l'ho fregato perché sennò chissà quanto aspettavo, invece ho fatto aspettare io lui, ecco, perché di solito è il contrario, i vecchi fanno aspettare i giovani. Adesso quindi abbiamo noi, io e voi, il telefono e la macchina. Abbiamo fatto le 9:36-37. Adesso vado a casa perché vorrei riuscire a registrare qualcosa di video. Che bello è essere in macchina e non avere nessuno dietro, che puoi andare alla velocità che vuoi. Cioè, qui ad esempio è un posto dove ti verrebbe da correre molto, però c'è il limite di 50 all'ora perché c'è anche un incrocio eccetera, e quindi c'è il limite di 50, solo che tutti corrono qua e ti mettono una fretta che io non sopporto, avere uno dietro che mi mette fretta perché lui deve andare a 70 invece di 50. E io invece qui cerco di rispettare sempre il limite perché tante volte si appostano proprio le pattuglie e non le vedi, e poi quando arrivi, se troppo di corsa, ti fermano e magari ti fanno una multa, e quindi è sempre meglio andare piano dove c'è scritto 50, veramente. E più passano gli anni più me ne accorgo e me ne rendo conto che sì,
ci sono dei limiti assurdi, cioè in certe strade ci sono dei limiti assurdi, però mi accorgo che appunto servono. Eccoli, infatti sono qua. Ah, che luce. Madonna, buongiorno. Arrivo. Certo, sì. Ah, la patente. Cosa simboleggia il dragone qua? Ah boh, l'ho fatto anni fa. Ah, anni fa. Anni fa, sì sì. E tutto rovinato. Apri la porta? Sì. Aprilo solo? Sì. Stavo facendo il video. Rieccomi. Quindi mi hanno fermati i carabinieri, ma lo sapevo, io me lo sentivo perché mi avevano incrociata ad andare a San Vito, e quindi io ho detto questi qua al ritorno mi fermano se io passo per la statale, e infatti mi hanno fermata, sapevo. Sì, ho tutto a posto comunque. Simpatico questo qua, e infatti l'avete visto nel video, ma molto simpatico. Gli faccio, dopo la cancello dal video, mi fa ah no, non c'è mica problema, e allora lo lascerò. Va bene, sono dai miei, tutto a posto, tanto io la macchina ho tutto a posto, quindi ho le gomme a posto, tutto a posto, non ho problemi. Va bene. Ah, i gatti che giocano, Sugar che gioca. Va bene, vado su dei miei e poi ci sentiamo più tardi. Sono le 12:02, quindi devo fare da mangiare e ho appena finito l'allenamento. Adesso sono aumentata di grado e prima ero motivata, adesso sono volenterosa, sono al livello 20. E niente, oggi ho fatto questo qui, il secondo, gambe toniche, glutei sodi con esercizio a colpo libero. E vediamo la prossima volta cosa fare. Sì, sono con i leggings della Nivea, quelli tonificanti, rassodanti. Adesso dobbiamo fare da mangiare. Che cosa facciamo da mangiare? Apriamo il frigo. Ho comprato il mascarpone l'altro giorno, solo che mia mamma ha fatto tiramisù, è venuto liquido con questo qui dell'Eurospin. È nuovo, era diverso una volta, l'hanno cambiato. E quindi tiro fuori questo che intanto si scalda. Quello là è il formaggio fresco, spalmabile. E sapete che non so che cosa fare. Farò un po' di pasta. Ciao amore! Pick now! Dimmi! Ieri ho sistemato la dispensa, che ecco, l'ho messa in ordine. Vabbè, la sua è sempre il solito. No, è abbastanza ordine, diciamo. Poi qui ho sistemato in questo modo. Queste sono sempre quali, tè e tisane. E qui ho messo la frutta e c'ho anche la zucca da fare. E qui ci sono le capsule, quelle che sono praticamente le tisane e il tè. Le sono divise da quelle dal caffè, insomma. Poi qui ho patate, qui ho le 2 piadine qua. Poi ho queste cose qui. Questo qui è il brodo, devo farlo perché scade. E qui anche ho sistemato tutto questo, ho cambiato posizione alle cose. E praticamente è così. Qui c'ho lo stendino come sempre. Lì c'ho il mocio, la plastica e quello lì che uso per la polvere per terra, e l'acqua l'ho messa qua sopra, e qui c'ho tutte le borse della spesa che mi porto dietro di solito, patatine, qui ho il caffè, le capsule e qua sono i prodotti finiti invece per i video, e quindi me li metto tutti in quella borsetta e basta. Qua sono penso le 4 di pomeriggio, non sono sicura, e mi è arrivata a posta e volevo farvi vedere un attimo che cosa mi è arrivato. È un altro degli adesivi da parete, io lo voglio mettere in cucina anche questo. L'ho attaccato alla fine qua in cucina, sulle piastrelle qui dalla cucina appunto, tra il gas e il lavandino. Per farvi capire un attimino meglio, questa è la posizione.
Qui dove abbiamo invece la macchinetta del caffè, il microonde, poi io tengo anche il tè qui sul tavolino, praticamente ho messo questo qui che vi avevo fatto vedere in un video di Wish, di cosa ho comprato su Wish, e ho messo questo l'ho appiccicato con la carta trasparente adesiva che danno loro insieme all'adesivo, insomma questo adesivo, e l'effetto quindi è lucido, anche se a me non piace tantissimo, però almeno si può pulire sopra con la spugna. Mentre questo qui l'ho attaccato senza la pellicola trasparente adesiva, quindi questo risulta opaco e penso venga via anche facilmente. Comunque vabbè, ho voluto fare 2 prove e vedere la differenza. Comunque questo pulire verrà via tutto, invece questo qua, essendo con la pellicola adesiva che protegge, forse rimane molto di più. Ecco, ho preferito metterli sulle piastrelle perché sono veramente facili da togliere e non rimane la colla. Buongiorno, oggi è venerdì, non so se è il 18, aiuto, credo sia il 18, sì, ho guardato il 18. Oggi c'è il sole, io ho già cambiato lenzuola e ho fatto passare aria, ho appunto cambiato le lenzuola, ho messo tutto a lavare e quindi aspetto che finisca la lavatrice. Nel frattempo saranno anche le 9, cioè è già tardino, diciamo. Nel frattempo sta uscendo il sole e oggi vado su da mia mamma perché vado un attimo a dare un'occhiata agli esercizi di inglese, che ieri sera non sono stata da lei. Ho fatto fuoco già, devo fare una ricarica al telefono che sono senza soldi e la Summer Card non si attiva. Sì, io ho ancora la Summer Card. Qui ho un po' di candele da sciogliere e qui l'ho messa qui la bacheca dell'Ikea. Mi sono ricordata che avevo anche questo bollitore che però si è rotto questo qua, l'aggeggio che era qui, insomma non mi ricordo come si chiama, vabbè, comunque si era rotto, ma alla fine sì, va bene lo stesso. Io solo per bellezza, perché alla fine non la usiamo più l'acqua calda di questo. Buongiorno Annuccia. Annuccia. Buongiorno Pepe, buongiorno Pippo, buongiorno, buongiorno, signorini, ciao. Questi sono i tovaglioli che ho preso all'Eurospin. C'erano questi qua Merry Christmas, poi c'erano questi qua con l'alberello stilizzato e poi c'erano anche questi qua con la ghirlanda fatta di foglie e note musicali. Ah, che bellini. Eccomi qua. Allora, cosa posso dirvi? Sono le 3:15, sì, circa, e mi sono dimenticata di vloggare oggi. Quindi adesso io tra un po' vado via perché devo andare ad inglese e quindi quante volte ho detto quindi? Indovinate? Non c'è nessun premio. No, comunque devo andare in inglese e torno a casa stasera verso le 6, 5:30 finisco in genere, quindi meno un quarto alle 6 torno a casa. Ho del lavoro da fare a computer e mi richiederà tantissimo tempo, perché adesso vi spiego in breve perché non voglio fare il video troppo lungo. Allora, ho deciso, io avevo tanto materiale da parte che avevo già provato a vendere una volta. Ho deciso di riprovarci, quindi prima ho fotografato il tutto e ci ho perso un casino di tempo e quindi ho deciso di rimettere in vendita materiale vecchio, anche tipo cabochon che ho fatto io con il Fimo, quindi tutte cose che avevo realizzato proprio appositamente per essere vendute, che poi io ho lasciato perdere un po' per miei motivi, un po' perché non avevo più voglia, non mi interessava più niente.
avevo lasciato perdere questa cosa. Siccome adesso posso vendere anche materiale creativo nel mio negozio Miss Hobby, allora ho deciso di vendere anche queste cosine qua, perché ho fatto l'abbonamento premium e quindi ho preso questa decisione, ci ho speso qualche soldo e quindi adesso vorrei provare a vendere anche altro. Spero questo Weekmas vlog sia stato di vostro gradimento, di avervi tenuto compagnia come sempre. Adesso prima di Natale farò uscire il video con gli addobbi che ho fatto qui in casa. Io ne ho fatti altri di addobbi in realtà, nel frattempo ho aggiunto delle cose, però alla fine ho deciso che il video sarà quello che andrà online e non lo modificherò più. E vi aspetto al prossimo se riesco a farlo e altrimenti farò un vlog al giorno dalla prossima settimana e così forse anche un pochino meglio e niente. Vi ringrazio ancora e vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!